I dati sono cumulativi e rappresentano cos'è stato e purtroppo cos'è ancora Covid-19 in provincia di Belluno. La mappa che vi mostriamo non fa riferimento ai contagi attuali, ma per ogni comune mette in evidenza il dato complessivo fra ricoverati, deceduti e guariti per comune di domicilio e non di residenza. Complessivamente l'epidemia ha causato sino ad oggi 1084 contagi, più 23 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 664, i morti 72, i negativizzati 348. Il comune con il maggior numero di casi positivi è quello di Borgo Valbelluna, 169, seguito da Pedavena, 133. In queste due realtà la maggioranza assoluta dei casi di positività a Covid-19 è stata registrata nelle case di riposo, dove, oltre agli ospiti, è risultato pesante anche il numero di contagiati fra il personale sanitario. A Belluno il numero cumulativo dei contagi sale da 88 a 91, Alpago si ferma a 86, mentre Cortina sale a 98, 89 i casi di Covid-19 a Feltre, 45 alla Mon, 55 ad Alano di Piave. A Santa Giustina i contagi ad oggi sono 33, 19 a Ponte nelle Alpi, 10 a Pieve di Cadore. Nel resto della provincia i numeri registrati nei comuni restano sotto la soglia di 20 casi e addirittura vi sono situazioni limite di 1, massimo 2 casi per località. La situazione sarà fotografata domani nel consueto punto stampa del direttore generale di ULSS Dolomiti Rasi Caldogno, che declinerà per l'area bellunese il documento per le aziende sanitarie anticipato oggi dall'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin. Dal prossimo 4 maggio l'attività ospedaliera tornerà alla normalità, pur mantenendo fino a fine emergenza percorsi separati in pronto soccorso.